Coroncino dei 12 privilegi della Vergine Maria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Primo privilegio, predestinazione di Maria. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata. Quando non c'erano ancora gli abissi, la Madre di Dio già esisteva nella mente del Creatore. Contemplazione, il Divin Padre, dall'eternità ideava la sua opera creatrice, ammirando la perfezione che avrebbe impressa nelle sue creature, e si compiaceva del capolavoro sommo, della gemma più preziosa, vagheggiando nel suo pensiero la madre che avrebbe preparato al suo figlio. Invocazione, o gloria della Trinità Santissima, aiutami ad accogliere e a portare a compimento il disegno d'amore che il Padre ha su di me. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia benedetta, lodata e ringraziata la Santissima Trinità per le grazie concesse alla Vergine Maria. Secondo privilegio, l'Immacolata Concezione di Maria. Io porrò inimicizia tra te e la donna. Nel giardino di Edeni Dio annuncia il futuro Redentore che, con la madre, calcherà la testa al serpente. Contemplazione, i primissimi chiarori dell'alba della redenzione, dopo la promessa fatta nell'Eden, eccoli nell'immacolato concepimento di Maria. Al primo apparire della stella del mattino, l'umanità cominciò a godere le primizie della riconciliazione con Dio, poiché la cortina di separazione da Lui, in forza del primo palpito della creaturina eletta, si strappò, lasciando traboccare dall'alto la misericordia dell'Altissimo. Invocazione, o piena di grazia, sii la mia forza per vincere il peccato e crescere in sapienza e grazia. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia benedetta, lodata e ringraziata la Santissima Trinità per le grazie concesse alla Vergine Maria. Terzo privilegio, la perfetta conformità di Maria al volere di Dio. Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. La scala di Giacobbe, che unisce la terra al cielo, può raffigurare la volontà di Maria legata amorevolmente al Signore. Contemplazione, l'anima di Maria era un vero paradiso di delizia per il Figlio e il più bell'ornamento di gloria per la SS. Trinità. Ella sapeva innalzarsi nelle limpide regioni della fede ove vedeva il suo Dio e adorava la sua volontà santissima ripetendogli il fiat di una dedizione piena e perfetta. Invocazione, Madre della Fede, fa che io sia pronto e gioioso nei miei sì quotidiani alla santa volontà del Padre. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia benedetta, lodata e ringraziata la Santissima Trinità per le grazie concesse alla Vergine Maria. Quarto privilegio, l'eminente santità di Maria. Senza macchia né ruga, ma santa e immacolata. La casa fondata sulla roccia. Contemplazione. La santità della Madonna è tutta un tessuto d'oro sulla semplice trama della perfetta fedeltà ai suoi doveri e nello stato di vita più semplice e comune, quale si presta ad essere imitata. Invocazione, o modello di santità, salvami dall'ipocrisia della virtù apparente, insegnami umiltà, amore, preghiera profonda. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia benedetta, lodata e ringraziata la Santissima Trinità per le grazie concesse alla Vergine Maria. Quinto privilegio, l'Annunciazione. Ave, o piena di grazia, il Signore è con te. La nube, segno della presenza di Dio. Contemplazione, Maria, nel momento in cui venne annunziata all'Arcangelo, era assorta nella preghiera. La sua anima diede tre splendori, adorazione, amore, dedizione, così perfetti ed elevati da attrarre le compiacenze di Dio, che di quella meravigliosa creatura formò la sede dell'eterna sapienza. Invocazione, o eletta fra le donne, donami la semplicità del tuo cuore, la tua generosità, la tua fiducia incrollabile nella parola del Signore. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia benedetta, lodata e ringraziata la Santissima Trinità per le grazie concesse alla Vergine Maria. Sesto privilegio, la maternità divina di Maria. Concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Il tronco di Giesse che fiorisce. Contemplazione, nel gran momento in cui il Verbo si vestì di carne in Maria, la sua anima benedetta e tutto l'essere suo rimasero adombrati dallo Spirito Santo che la consacrava Madre di Dio. Quale estasi fu la sua! La felicità del Padre la compenetrava e si arricchiva della sua gioia materna. Invocazione, o Madre del Verbo, disponimi ad accogliere i doni dello Spirito Santo, affinché io diventi conforme a Gesù e figlio ubbidiente della Chiesa. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia benedetta, lodata e ringraziata la Santissima Trinità per le grazie concesse alla Vergine Maria. Settimo privilegio, la verginità perfetta di Maria. Come avverrà questo? Non conosco uomo. Il giglio tra i cardi. Contemplazione, la Vergine benedetta è la gloria più fulgida delle creature, che ha straordinariamente nobilitato innalzando per prima il candido vessillo della verginità. Le anime che a lei si affidano imitandola, possono divenire a loro volta templi vivi di Dio. Invocazione, sei madre e sei vergine, o Maria, a Dio nulla è impossibile. Trasfigura la mia anima e il mio corpo con la tua dolce e candida luce. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia benedetta, lodata e ringraziata la Santissima Trinità per le grazie concesse alla Vergine Maria. Ottavo privilegio, il martirio del cuore. Stava presso la croce la Madre di Gesù. Il cuore trafitto di Maria. Contemplazione, Maria per la forza e la delicatezza dell'amore materno, precedeva i passi di Gesù, tenendosi in una perfetta dedizione a tutte le disposizioni del Padre in ordine al compimento dell'opera redentivi, perfino a donarsi senza riserve insieme a Lui, immedesimata agli stessi palpiti del suo cuore in maniera da formare una sola vittima di espiazione. Invocazione, nel dolore mi hai generato, Regina dei Martiri. Sostieni la mia incostanza nel perseverare e insegnami a consolare chi soffre. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia benedetta, lodata e ringraziata la Santissima Trinità per le grazie concesse alla Vergine Maria. Nono privilegio, il gaudio di Maria alla resurrezione e ascensione di Gesù. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio,
mio Salvatore. L'incensiere d'oro fra i due simboli, il cero per la resurrezione e il monogramma di Cristo sulla nube, per l'ascensione. Contemplazione, Gesù riversò con radiosa pienezza il suo gaudio in Maria nel momento della resurrezione. Per una madre come lei, il vedere con i propri occhi l'esaltazione del figlio che adorava, la felicità e le ricchezze del regno del quale entrava in possesso, era motivo di grande gioia. Invocazione, Madre di Gesù, agnello immolato, sei ora esultante con lui nella gloria. Portami ad adorare lo splendore della sua divinità nel dono dell'Eucarestia. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia benedetta, lodata e ringraziata la Santissima Trinità per le grazie concesse alla Vergine Maria. 10° privilegio, l'Assunzione in cielo di Maria. Oggi l'arca sacra e vivente del Dio vivo ha trovato il riposo nel Tempio del Signore. L'arca del Signore portata in trionfo è simbolo del trasporto in cielo della tutta santa. Contemplazione, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, rapiti di amore per la loro figlia, madre e sposa, finito il corso della sua vita terrena, la assunsero alla celeste gloria in anima e corpo, accompagnata dagli angeli osannati, fino alle altezze del trono di Dio, dal quale ricevette la massima glorificazione. Invocazione, non sei lontana, donna vestita di sole, sei qui, operante con tenerezza materna, accanto a ciascuno di noi in cammino verso il cielo. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia benedetta, lodata e ringraziata la Santissima Trinità per le grazie concesse alla Vergine Maria. 11° privilegio, la regalità di Maria. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre, e il suo regno non avrà mai fine. Il segno della donna vestita di sole. Contemplazione, in cielo Maria è il paradiso della Trinità Santa, nel quale il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo prendono le loro compiacenze. Di quale potere è insignita questa gran regina? È tutto a vantaggio nostro. Quale inestimabile dono ci ha fatto il Dio dandocela per madre. Invocazione, sei regina e sei ancella, per te e per Gesù regnare non ha significato altro che servire. Educami, o Madre, ad essere regale nel testimoniare verità e giustizia. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia benedetta, lodata e ringraziata la Santissima Trinità per le grazie concesse alla Vergine Maria. 12° privilegio, la mediazione di Maria e la potenza della sua intercessione. Chi trova me trova la vita e ottiene favore dal Signore. Maria riceve la grazia di Gesù e la effonde su tutte le creature. La corona delle 12 stelle richiama i 12 privilegi di Maria Santissima. Contemplazione, vedo Maria Santissima davanti all'Altissimo per ottenere la salvezza dei suoi figli peccatori. Ricevendo tutte le grazie discendenti della prima sorgente, fatta dal mediatore vera mediatrice, ella trasmette le grazie ai suoi figli e la sua larghezza nel dare aumenta continuamente le sue ricchezze. Invocazione, la Santissima Trinità ti ha affidato la missione della maternità universale, io ti accolgo, come Giovanni, con amore filiale e spontaneo, consacrandomi al tuo cuore immacolato. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia benedetta,
lodata e ringraziata la Santissima Trinità per le grazie concesse alla Vergine Maria. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.